noi, tutta deserta completamente. Indovinate se siamo in Sardegna oppure in Grecia. chi lo sa, ma allora Abbiamo i sassolini, abbiamo i sassolini i granelli di riso. come Isarutas uguale, guarda, il mare splendido come a Cala Domestica, però non siamo in Sardegna. Non siamo in Sardegna. Non siamo in Sardegna, vi svegliamo, siamo in Grecia. Sì. E allora, diciamo una cosa molto importante, noi adoriamo la Sardegna, Ma comunque... la amiamo profondamente, gli ultimi 2 anni siamo stati a giugno, 2 giugni di seguito, se ci fossero stati anche 3 giugni, ma uno all'anno, quindi siamo stati in Sardegna 2021-2022 con il camper, bellissimo, la Sardegna è meravigliosa. Ma la Sardegna è un'isola, Abbiamo visto, e la stai Grecia girata così che prendi bene il sole. La Grecia è uno stato, però adesso in questo momento ci troviamo in un'isola della Bellissimo. Grecia, quindi possiamo fare un po' il confronto. Facciamo il confronto anche perché da un mesetto che giriamo per la Grecia, abbiamo fatto il Peloponneso, siamo tornati, adesso stiamo andando verso nord, e quindi possiamo esprimere il nostro punto di vista. Sardegna oppure Grecia in camper, che noi giriamo rigorosamente col camper. Quale delle due? Mettiamo sulla bilancia. Mettiamo sulla bilancia quale delle due. Si diceva la Sardegna è meravigliosa, ha dei fondali bianchissimi, caraibici, una meraviglia davvero. A noi piace tanto, siamo affezionati. Ci piace alla grande, quindi molto bello, i sardi, gente meravigliosa. Quest'anno già ci manca, vero? Sì, ci manca. Però mica hai detto che... Però dopo alla fine ti faccio una proposta, va bene? Okay. Vediamo se l'accetti, se ti piace la mia idea. Quest'anno però abbiamo fatto una scelta diversa e stiamo provando a girare la Grecia. Allora, com'è la situazione in Grecia? Le due realtà a confronto. Vi diciamo una cosa, la Grecia, ci stiamo innamorando della Grecia. Sì. Ha molte cose simili alla Sardegna, moltissime, l'ambiente naturale. In altri punti. Sì, soprattutto direi per la libertà. La libertà. Viva la libertà! Perché Orietta? Vogliamo fare con il nostro camper, fare libera. Esatto. Noi ci piace così? Sì, il bello del camper dal nostro punto di vista è se trovi un bel posto, un bel paesaggio, ho voglia di fermarmi lì davanti. Perché senti l'energia. Le donne sentono l'energia, gli uomini però. E invece spesso cosa succede? Che devi prendere il camper e devi spostarti di 10 km per entrare nel campeggio. Qui questa cosa qui quasi non succede, non esiste, riusciamo a fermarci fronte mare, oggi è lo stesso, Troppo bello. è troppo bello, e scende sulla spiaggia, siamo ormai ai primi di luglio praticamente, e non trovi nessuno. E allora, cambiamo spiaggia tutti i giorni, tutti i giorni. Ci sono delle spiagge meravigliose. Chiamale spiaggette, chiamale calette, chiamale come vuoi. Sono troppo belle, poi si vede dallo arriviamo, ci mettiamo col camper sotto spesso agli alberi dei pini, all'ombra, in maniera gratuita. Sardegna purtroppo ho speso, andavamo spesso 10, quindi solo per fare i servizi. No, solo per stare fermi in parcheggio. Solo per farsi e dopo vai in spiaggia e dopo se vuoi, vabbè, anche lì puoi piantare il tuo ombrellone in maniera gratuita, però solo per fermarti quello. Per i servizi poi, camper service, eccetera, un altri 10-15 euro al giorno. Anche qua, per carità, si paga il servizio, naturalmente. Ma guarda, da un mese che giriamo e per esempio l'acqua, ci rifogniamo di acqua.
Di acqua, l'acqua è gratuita e la troviamo in qualsiasi posto. Spessissimo ci sono fontanelle, Sì. rubinetti, ti attacchi la tua gomma e via, posto. 100 litri d'acqua e te ne vai. E te ne vai. È una cosa favolosa, Troppo è, bello. è veramente una comodità. una grande comodità per cui vivi senza grossi problemi. Dormire non ci sono divieti, dormi, puoi dormire anche qui sulla spiaggia se vuoi. Ma sì. Magari stasera lo facciamo pure, ci mettiamo lì sulla spiaggia, belli tranquilli. Ma se abbiamo visto anche dormire Oh! dietro alle grotte, no, oggi no, sai, far cadere, Stava per cadere. Perché stiamo dicendo una cosa importante, sì, sì. non dobbiamo scherzarci. No, su. no, questo è un una video cosa seria. è un video serio, è questo video serio. Aspetta che lo blocco per bene. Ecco fatto, ho bloccato per benissimo. Quindi Stiamo così. assaporando questa grandissima libertà, questa possibilità di spostarsi senza problemi, di fermarci dove ci piace. Poi gli italiani sono graditissimi in giro. Sì. Ci hanno fermato per la strada. Italia, we're from Italia, yes. Nel nostro inglese naturalmente. Appena arrivati l'altra sera Sì, in un sì, paesino, una ragazza è venuta subito Placcati subito. a chiederci da dove arriviamo, Esatto, insomma vero. abbiamo dialogato un po' col tuo inglese. Il mio inglese. Sei bravissimo! Oh, Ma sì! questa donna non parla, io faccio finta di parlare, è celentanese in realtà, cioè Ma dai, l'inglese che è la sei celentano. Non siamo ancora morti di fame, questo è l'importante. I prezzi grosso modo sono come in Italia, qui in Grecia, diciamocelo. In questa zona nord adesso siamo sull'isola di Eubea, Ebai, E vai, sì, guarda. un pochino più a nord. Qui abbiamo trovato dei prezzi molto più contenuti rispetto Sì. al Peloponneso, dobbiamo dire la verità. Continuiamo nelle prossime settimane, continuiamo a viaggiare per la Grecia, ci stiamo innamorando, ci piace molto. Non riusciamo a visitarla tutta perché, ma lasciamo un pezzettino per il prossimo anno. quindi- Le lasciamo sì, probabilmente, le lasciamo un pezzetto per il prossimo Sì, anno. perché sennò se la visita- Anche perché la Grecia è grande, Ma non si sì, riesce. adesso stiamo facendo il confronto con la Sardegna, ma solo in quest'isola qua, è un'isola come la Sardegna, un po' più piccola, però Eubea, sì. è una regione. Allora, io ti faccio, bellissima la Grecia quindi, però io ti faccio una proposta. Mi fai una proposta? Ti faccio una Mamma proposta. mia. Vuoi che in settembre andiamo in Sardegna? Settembre? Certo che ci andiamo. Si può fare. si può Quando fare. ci sarà meno affluenza di Così turismo, per la par condicio sì, siamo a posto. perché noi aspettiamo un po' che ci sia meno turismo, ci piacciono le spiagge così un po'. Sì, è vero, è questo il modo giusto di Un po' assaporare. libere. Il modo giusto di assaporare la Grecia e anche la Sardegna. Quindi Grecia o Sardegna, noi per non sbagliare facciamo tutte e due e non se ne parla più. Viva la Grecia! Prima della fine dell'anno. Viva la Sardegna e viva il camper che vi rende liberi! Sì. E viva la libertà! Orietta Channel, iscrivetevi al suo canale perché vi portiamo Un po' in giro, dai. vi portiamo in giro. Se volete Vi venire portiamo in giro, sembra che li prendiamo per il culo. Ma no, ormai sono abituati a sentirci dire, venite con noi. Venite con noi che vi portiamo in giro. Ok. Peace and love. Peace and love. Parlo in inglese. In inglese si dice peace and love. Peace and love. Pizza e amore. Siamo. Stop, fermi tutti. È arrivato un messaggio da un nostro fan che anche lui è in Grecia, però è amante della Sardegna. E c'è scritto questa cosa, vuoi leggerla tu? C'è scritto un messaggio, una poesia sull'argomento, si vede che è un tipo ispirato. Noi, e certo Mario Rossi, lo leggiamo e decliniamo ogni responsabilità, perché Ci mancherebbe. ci mancherebbe Dai. altro, ci dissociamo. La poesia recita così. Cara Sardegna, sei il mio amore.
Ma ti ho tradito a malincuore. Qui all'ombra ho parcheggiato e proprio niente ho pagato. E se pianto l'ombrellone mica pago $500.000. La Grecia mi piace un sacco e a te tiro proprio un bel pacco. Sì, lo so, è un po' spartana, ma tu hai prezzi da gran Principessa! principessa. Ma veramente non c'è scritto principessa? Vabbè, ma si dice principessa. Spartana non fa rima con principessa, fa rima con... Vabbè, ma si dice principessa. È il prezzo della gran Noi come è arrivato lo leggiamo Sì. e così è. Ecco. Mi raccomando, iscrivetevi se avete anche voi delle poesie sulla Grecia, sulla Sardegna e in generale, inviatecele, saremo lieti di leggere i vostri messaggi. Chi vuole intendere intenda, tutti gli altri in camera, vabbè, come volete voi. Questa la sappiamo già. Sappiamo già. Mandateci qualcosa di nuovo. Sì. In camper con Orietta e non solo. Viva la Grecia, Non abbiamo già solo. detto anche questo, non E lui. solo. Io sono... Non prendeteci sul serio, faremo le persone serie quando diventiamo grandi. Sì, quando diventiamo Chissà che maturi. Non abbiamo registrato niente. No dai, ma queste cose qua in Sardegna non le fai. Orietta! Stiamo qua fino in settembre! Sì. Ci sto.